Buonasera a tutti, ringrazio il pubblico in sala e ringrazio ovviamente anche chi si collegherà e ci seguirà per la diretta dai canali Facebook e YouTube. Ovviamente ringrazio, io sono Enrico Botteri, segretario della FIOM CGIL di Treviso, scusate, essendo a casa nostra in qualche modo rischio poi di non presentare il sottoscritto. Ringrazio Alessandro Zangrando del Corriere del Veneto per essere qui e aiutarci a moderare la tavola rotonda di questa sera. Ringrazio ovviamente il professor Scarpari per aver accettato l'invito e il giornalista del Manifesto Simone Pieranni. Poi vi verranno presentati in maniera più approfondita da Alessandro. Io vi ringrazio nuovamente anche perché siamo in tanti e non lo davamo per scontato relativamente sia a quelle che sono le dinamiche pandemiche, ma sia anche per quello che è poi la situazione che stiamo vivendo e sostanzialmente quindi è veramente importante che anche intorno a questo tema ci sia poi grande interesse. Chiederei a Mauro Visentin, il segretario generale della Camera del Lavoro, di fare un minimo di saluto se vuole introdurre in qualche modo i lavori di questa sera. Grazie Mauro. Grazie Enrico, buonasera agli ospiti e ai relatori e ai tecnici che dopo allieteranno o meglio introdurranno e condurranno la giornata e questa iniziativa. Ringrazio chi è presente e anche chi ci segue da casa e vorrei ringraziare soprattutto la FIOM, la categoria che ha pensato e provato a mettere in piedi questa iniziativa che secondo me è un'iniziativa importante per una serie di ragioni. Uno, perché proviamo a rimetterci a discutere anche di prospettiva. Dopo un periodo, come dire, legato al contingente, legato all'emergenza, ad affrontare le situazioni momento per momento, iniziamo a provare a discutere e a parlare e a guardarci intorno. Partendo dalla Cina non è una roba banale, non è una roba semplice, ma la FIOM è abituata, come dire, perlomeno quella di Treviso, ad affrontare le questioni anche complesse e provando a proporre una discussione, mi auguro, che possa essere effettivamente costruttiva e che ci porti a ragionare in maniera non banale, in maniera non scontata del fenomeno Cina. Fenomeno Cina che mi rivolgo anche a chi conosce la materia, noi la percepiamo come la fabbrica del mondo, nel senso che sono quelli che fanno gli oggetti che costano poco e che durano meno e che invece ci scopriamo che hanno fatto dei salti in avanti di qualità, non ultimo il missile ipersonico, che, come dire, la fa diventare una superpotenza che chiaramente ha un ruolo e avrà sempre un ruolo globale importante. E credo sia utile che noi proviamo a capire e a fare i conti anche con questa nuova realtà e soprattutto che proviamo a anticipare quelle che sono magari le questioni che possono venire avanti di geopolitica, perché lo abbiamo visto e lo stiamo vivendo in queste ore, in questi giorni, che a far finta che le cose non siano importanti ci si ritrova dopo con una guerra che ci presenta il conto e ce lo presenta in maniera del tutto non solo inaspettata ma anche con l'incertezza di cosa succederà fra qualche ora, fra qualche minuto o domani mattina. Per cui io non vado avanti tanto, vi ringrazio ancora di essere qua e buona serata a tutti. Grazie. Pronto? Buonasera a tutti, io sono Alessandro Zangrando, giornalista del Corriere del Veneto. Innanzitutto ringrazio Enrico Botter dell'invito e anche la FIOM CGIL di Treviso. Accanto a noi abbiamo due fra i più grandi, probabilmente i due maggiori conoscitori della Cina in Italia, il professor Maurizio Scarpari, uno dei più importanti conoscitori della dottrina di Confucio e del confucianesimo,
che a noi sembra una cosa antica e che non esiste più, mentre è una cosa che ha una grandissima attualità proprio ora, e ce lo spiegherà lui perché naturalmente. Autore di testi fondamentali come Ritorno a Confucio, pubblicato dal Mulino, e il Confucianesimo, pubblicato da Einaudi, fra i vari titoli. Accanto a lui Simone Pieranni, giornalista del Manifesto, volto anche noto sui social e con maggior visibilità mediatica, capo degli esteri. Diciamo che in questi giorni non ha avuto, immagino, moltissimo tempo libero, uno dei maggiori conoscitori della Cina attuale, non solo attuale naturalmente, autore di 2 libri bellissimi, che io consiglio di leggere, come naturalmente quelli del professor Scarpari, che fotografano la Cina oggi, Red Mirror e La Cina Nuova, pubblicati dalla Terza. 2 libri molto avvincenti. Parlare della terra di mezzo oggi, perché? Terra di mezzo non significa la terra che sta al centro solo, ma è la prima terra, la terra più importante. Parlarne è complicato per i moltissimi aspetti che interessano e coinvolgono noi e il mondo intero. Quindi scegliamo in questa occasione un sentiero, insomma, che possa interessare anche il nostro pubblico. Naturalmente non possiamo non toccare quello che tragicamente ci sta accadendo in questi giorni, e nella seconda parte di questo incontro verrà sicuramente affrontato. Quello che penso io sulla Cina, ma i nostri interlocutori lo sanno meglio appunto di me, è che si percepisce che probabilmente il futuro o una parte del nostro futuro stia nascendo lì. Quindi in ogni caso, che ci piaccia o no, possiamo essere interessati o meno, è un tema che dobbiamo affrontare. Allora, il futuro è un bene o un male? È il tema proprio anche dell'incontro. Io dico brevissimamente che è un tema che va affrontato uscendo dall'eurocentrismo nostro, per cui anche frutto dei nostri studi, eccetera, e affrontare questo tema senza preconcetti e pregiudizi. Partiamo per entrare al centro della discussione di oggi. L'inizio di Red Mirror è fenomenale, è avvincente, parla di questa app di WeChat, che è una sorta di super WhatsApp, spiegato così in maniera molto, molto semplice e semplificativa. In Cina si può vivere senza mettere mano al portafoglio. Pierani dice: chi viaggia senza il cellulare non riesce più a vivere. Persino i documenti per il matrimonio possono essere fatti tramite questa app, per non dire pagamenti, viaggi, eccetera. In Cina sta avvenendo un fenomeno di avanzamento nella tecnologia, dall'intelligenza artificiale e all'automazione, che ha una velocità che probabilmente non sta avvenendo in alcun angolo del nostro pianeta. Allora, questo è una cosa che ha un fascino enorme, cioè porta anche una fascinazione nella nostra voglia di semplificazione che abbiamo tutti giorni, però questo porta anche rischi. Magari Enrico ci accenna anche in sintesi a qualche rischio che può esserci in questo fenomeno di automazione, soprattutto nel mondo delle aziende e del lavoro. Allora, il tema dell'automazione è un tema che noi affrontiamo e in qualche modo era uno dei primi punti in agenda prima che poi venissimo travolti da
vista la pandemia e tutto quello che insomma tragicamente conosciamo. Ne abbiamo parlato tanto, ci sono stati molti approfondimenti, un processo che in qualche modo appunto poi è stato interrotto, che ora riprenderà e che va sotto il capitolo, il nome, diciamo così, di Industria 4.0, questo concetto introdotto appunto in Germania e che è diventato il titolo di questa discussione. L'automazione noi la affrontiamo nei nostri luoghi di lavoro, principalmente nelle aziende più importanti, più grandi, che hanno capacità ovviamente in termini di investimento maggiore, anche se poi è un tema che sta cominciando a pervadere, diciamo, anche la piccola e media impresa. Un esempio su tutti, che è significativo per questo territorio, ma non solo, è appunto lo stabilimento di Susegana di Electrolux, dove a giugno del 2019 abbiamo fatto un accordo, il coordinamento nazionale sindacale, la RSU e l'azienda, per questo investimento da qualcosa come 130 milioni di euro, che ha in qualche modo portato lo stabilimento di Susegana dal rischio di chiusura del 2013-2014 a appunto questo rilancio che sarà fondamentale poi per riuscire a mantenere le quote di mercato, perché dietro l'automazione c'è in qualche modo una logica di investimento che guarda al tema della produttività e dell'efficientamento poi delle capacità produttive. Siamo comunque territori, siamo comunque zone dove i costi del lavoro ci vengono sempre rinfacciati per essere troppo alti, e questa è sicuramente una strada che cercano le imprese per gestire queste variabili di costo. Un accordo importantissimo perché trasforma e sta trasformando e trasformerà proprio il ciclo produttivo della fabbrica, e quindi se trasforma il ciclo produttivo all'interno dell'impresa, ricordiamo che a Susegana vengono fatti i frigoriferi, va sicuramente a toccare poi quella che è la prestazione di lavoro. Ora, se l'automazione, se i processi di innovazione tecnologica all'interno delle aziende sono accompagnati da una discussione sindacale e quindi da un confronto fra quelle che sono le esigenze dell'impresa, appunto di efficientarsi, mantenere la produttività, aumentare i fatturati, le quote di mercato, eccetera, eccetera, è inevitabile ed è necessario che dall'altra parte ci siano i lavoratori e le loro rappresentanze per in qualche modo controbilanciare gli interessi. Perché dico questo? Perché il processo di avanzamento tecnologico può essere inquietante, tragico per la forza lavoro, in qualche modo, se la comprime rispetto a quelli che sono anche i tempi di produzione delle macchine, se c'è la pervasività del controllo attraverso i dati, e quindi se il lavoratore, se il mondo del lavoro è esposto agli interessi e soltanto agli interessi dell'impresa. Altra cosa è riuscire a governare questi processi attraverso appunto quella che è la presenza delle parti sindacali. Lo dico proprio perché i contesti, ragionando a partire da quello che è il titolo della serata, insomma, sono significativamente diversi. Noi qui riusciamo in qualche modo, o almeno ci proviamo, a esercitare in termini liberi una, diciamo così, forza di rappresentanza dei lavoratori, una forza di rappresentanza sindacale, con tutti i limiti del caso, perché sono dinamiche sempre complesse e mai perfette per definizione, ma se qui abbiamo la possibilità in qualche modo di avere il valore di un sindacato che è libero, come è per esempio la FIOM CGIL, che ce l'ha nello statuto la sua autonomia politica, ben diverso immaginare questi processi di automazione e di avanzamento tecnologico appunto in contesti dove invece non c'è una presenza, diciamo così, sindacale per come la interpretiamo noi, quindi libera, autonoma. E penso proprio a quelli che sono invece i processi che si scaricano in maniera brutale poi sul mondo del lavoro, e se pensiamo poi al contesto cinese, è un contesto dove, insomma, è significativo il fatto che non ci sia l'espressione libera in qualche modo del mondo del lavoro, la rappresentanza, o diciamo così
stia probabilmente nascendo, stando poi anche a quelli che sono le discussioni e quello che può essere anche il lavoro che sta dietro l'automazione, che sta dietro la tecnologia, perché poi noi immaginiamo processi altamente automatizzati, ma in realtà la forza lavoro c'è sempre. E colpisce per esempio il fatto che la forza quilavoro ad alta intensità e a basso costo poi serva per esempio per nutrire proprio quella tecnologia, quelle macchine, quella intelligenza artificiale che poi in qualche modo noi immaginiamo libera e autonoma da quelli che sono poi i processi anche umani. In realtà poi il lavoro lo trovi anche dietro i processi tecnologicamente più avanzati. Quindi ci sono più aspetti, diciamo così, che intercettano il tema lavoro e il tema automazione. Di fondo è un processo rischioso, ma è necessario, diciamo così, farsi i dovuti anticorpi, non vivendo in termini di timore il processo appunto tecnologico di automazione, ma avendo fiducia rispetto a quella che è l'esercizio di una forza di rappresentanza, di quella che è l'esigenza di governare e dare regole sostanzialmente a questi processi. Bene, quindi direi di partire da Simone Pieranni, che ha vissuto a lungo in Cina e ha visto da vicino questo scenario di cui ci accennava Enrico. Rischi, opportunità, ma anche comunque aperture verso nuove frontiere del lavoro che non necessariamente portano della negatività. Tu che cosa pensi su questo punto di vista? Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito, è un piacere essere qua alla FIOM, che non c'è in Cina. No, lo dico subito così, strocchiamo immediatamente il discorso. E intanto volevo fare una premessa perché non so poi se il professore, che io sono in adorazione, diciamo, però una premessa, nel senso che la Cina, insomma, smentisce anche molto velocemente alcune cose che vengono dette sulla Cina. È una terra nella quale si armonizzano o si rincorrono dei concetti che dal nostro punto di vista a volte sono dei veri e propri ossimori o sembrano delle contraddizioni. È un'ossessione, e in questi giorni io sto impazzendo ovviamente, no? Con la crisi ucraina, capire cosa vuol fare la Cina, poi ne parleremo dopo, e nello stesso tempo però ogni volta che sembra di cogliere, di capire qualcosa si aprono dei nuovi baratri di incomprensione, quindi insomma tenete presente che tra l'altro va a una velocità tale ancora oggi che a volte è molto difficile, la fotografia è per forza un po' sfumata. Per quanto riguarda la questione dell'automazione, allora innanzitutto fermatemi se vado oltre ovviamente, innanzitutto partiamo da un punto, da un'illusione che abbiamo avuto noi occidentali, anzi una sottovalutazione in questo caso della Cina. Abbiamo sempre ritenuto ad esempio, no, che i processi dell'innovazione tecnologica fossero patrimonio delle società democratiche e per i valori delle società democratiche, e abbiamo sempre pensato invece che le società, i paesi con sistemi politici che hanno anche delle ricadute autoritarie all'interno per quanto riguarda il controllo, ad esempio, della popolazione, avessero tutta una serie di limiti. Pensavamo sicuramente un po' all'Unione Sovietica, ma la stessa Cina era un esempio proprio di questo, no? Perché era il paese famoso per le copie, il paese famoso per le fake, il paese anche che a causa della censura e del sistema educativo sembrava proprio rappresentare l'innovazione, il punto debole in realtà della Cina. A un certo punto invece ci siamo svegliati e la Cina è diventata una potenza tecnologica. Non so se qualcuno di voi ha un account su TikTok, che è il primo algoritmo proprio cinese che ha conquistato anche i mercati occidentali, o un telefono Huawei, o ad esempio adesso molti stati utilizzano il sistema Beidou, che è il sistema satellitare analogo al GPS, o addirittura i satelliti quantistici cinesi vengono ormai utilizzati in moltissimi paesi. Ci sono moltissime cause, diciamo, di questo fenomeno che ha fatto sì che la Cina sia oggi una potenza tecnologica. C'è sicuramente un motivo interno che magari poi il professore Scarpari potrà spiegare, ad esempio la grande capacità da parte del Partito Comunista Cinese di mobilitare
no? La mobilitazione di massa, cioè di far sì che alcune campagne diventano pervasive e arrivano a tutti i gangli della società. Ad esempio, io mi ricordo quando ero in Cina nel 2008, fu lanciata la campagna dei brevetti e venivano addirittura concessi degli sconti di pena ai carcerati che eventualmente avessero registrato dei brevetti. Analogamente ci sono delle cause di natura macroeconomica, potremmo dire. In particolare dagli anni 90 la Cina intanto è cominciata a investire moltissimo nella ricerca e nello sviluppo a livello proprio statale, proprio nel momento nel quale invece in Occidente, diciamo, i contributi e i finanziamenti statali alla ricerca, anche quella pura, venivano diluiti e si lasciava all'impresa privata il compito anche, no, di innovare. Pensiamo solo alla Silicon Valley, che ha avuto grandi contributi statali all'inizio e poi è diventata praticamente il fulcro dell'innovazione, ad esempio negli Stati Uniti. In più ci sono tutta una serie di fenomeni che sono avvenuti, ad esempio l'apertura e le riforme che hanno caratterizzato l'epoca post-maoista, quella di Deng Xiaoping, hanno creato tutta una serie di possibilità per le imprese cinesi attraverso le joint ventures di come dire, succhiare know-how anche da aziende straniere, così come sono stati mandati in giro per le migliori università americane o giapponesi moltissimi cinesi che a un certo punto sono tornati con il carico di esperienza anche nella gestione aziendale per quanto riguarda le, appunto, imprese occidentali. La svolta, se vogliamo trovare un momento proprio da fissare anche a livello, diciamo, temporale, sicuramente il 2008. La crisi che ha investito l'Occidente, per la crisi dei subprime e Lehman Brothers, ha creato di rimbalzo anche un problema per la Cina, cioè sono diminuite le esportazioni perché sono diminuiti gli ordini dai mercati occidentali, e quindi la Cina si è ritrovata sostanzialmente a cercare un punto nella filiera che fosse più remunerativo. Capirete che esportare sistemi di riconoscimento facciale è più vantaggioso che esportare accendini, questo va da sé, e quindi la Cina ha cominciato a investire moltissimo in tutto quello che è intelligenza artificiale e automazione. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ovviamente sono d'accordissimo con Enrico, cioè crea degli altri fenomeni che hanno a che vedere con il lavoro, perché l'intelligenza artificiale non è né intelligente né artificiale, nel senso che dipende dall'inserimento dei dati da parte di persone che lavorano e che inseriscono i dati, i cosiddetti, ad esempio, etichettatori, cioè persone che stanno tutto il giorno a etichettare foto affinché poi il sistema, ad esempio, di intelligenza artificiale che gestisce un'auto a guida autonoma sia in grado di riconoscere un albero da un gatto, da una persona che attraversa la strada. Tra l'altro i veicoli a guida autonoma in Cina sono ormai quotidianità in moltissime città, il sistema di trasporti pubblici è già a guida autonoma a livello 5, quello che non presuppone neanche l'utilizzo di un umano proprio all'interno del veicolo. Inoltre, come diceva Enrico, chi crea i dataset, tendenzialmente i manager o gli imprenditori, insomma, o gli scienziati che stanno, gli ingegneri che stanno dietro a questo sistema, creano dei dataset che sono pervasi da quelli che vengono chiamati, no, dagli americani i bias, cioè i pregiudizi. Quindi si creano dei sistemi di dati che, ad esempio, per quanto riguarda il riconoscimento facciale, ancora prevedono addirittura la distinzione delle persone in razze, quindi ad esempio abbiamo le popolazioni nere che hanno delle difficoltà a essere riconosciuti dai sistemi di riconoscimento facciale. La Cina in questo è favorita perché sperimenta moltissimo i propri sistemi in Africa, dove ha grandissimi interessi, come voi sapete. E ad esempio un primo aspetto di tutta questa evoluzione tecnologica cinese è proprio l'impatto sul mondo del lavoro dei cosiddetti programmatori, tecnici, coders, che lavorano per inserire o nelle piattaforme, che sono sottoposti a quello che viene chiamato il cosiddetto sistema del 996, cioè lavorare dalle 9 del mattino alle 9 di sera per 6 giorni a settimana. E questo naturalmente ha provocato nel corso del tempo tutta una serie di proteste da parte di questi lavoratori, che è un fenomeno particolarmente interessante che si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni e che ha avuto anche la solidarietà di programmatori occidentali. Ovviamente parliamo di fenomeni online, cioè di forum attraverso i quali i programmatori di tutto il mondo, praticamente unitevi, no? Programmatori di tutto il mondo parlano tra di loro, e c'è stata moltissima solidarietà nei confronti di questo metodo di lavoro, che è arrivato a tal punto a essere oggetto anche di discussione sui media cinesi. Su questo poi magari ci torniamo. In Cina, per quanto limitata su tutta una serie di temi, in realtà c'è una discussione, non si parla dei temi politici perché soprattutto in questo periodo con la leadership di Xi Jinping sono stati chiusi moltissimi dei corridoi che in realtà si erano aperti per quanto riguarda una discussione comune, diciamo, all'interno del paese. E ha provocato, ad esempio, che dalla Corte, chiamiamola così, la Corte Suprema, tanto per intenderci cinese, ha definito illegale questo sistema, perché, e qui entriamo poi in un ambito che magari trattiamo dopo, il Partito Comunista cerca un po' di fungere da regolatore, no? Ed è questo anche il motivo per il quale è così centrale nella società cinese, cioè
cerca di percepire quelle che sono delle sensazioni, dei sentimenti che emergono, diciamo, dalla popolazione, cerca di metterci fondamentalmente una pezza, in modo che fa e disfa, si potrebbe dire, no? Tutti i problemi che nascono dalla crescita tumultuosa cinese, il Partito Comunista prova a metterci, diciamo, delle toppe o a riregolarlo. E questo è un aspetto. C'è poi un altro aspetto che è legato invece all'automazione di cui appunto parlava Enrico. In Cina esistono già delle fabbriche completamente gestite in realtà dalle macchine, dove non esistono più gli operai. L'automazione, la Cina ha spinto moltissimo sull'automazione per un motivo ben specifico, che è la crisi demografica a cui sta facendo, che deve affrontare a causa dell'onda lunga della politica del figlio unico. La Cina oggi è un paese per lo più anziano, tra l'altro adesso dovrà mettere mano alla riforma delle pensioni, alzando per la prima volta praticamente l'età pensionabile, che in questo momento è 60 anni per gli uomini, 55 per le donne e 50 per le operaie, e questo avrà un impatto abbastanza grosso in realtà sul corpo sociale cinese, e vedremo anche quali saranno le reazioni, e quindi spinge, diciamo, sull'automazione. Nello stesso tempo, a causa delle sanzioni americane, ha delocalizzato moltissime delle sue attività manifatturiere in altri paesi asiatici, e moltissime aziende straniere che investivano in Cina. Ricordiamo che il miracolo cinese è stato sfruttato moltissimo dalle aziende internazionali. Quando poi si dice l'ingresso nel WTO abbiamo fatto fare alla Cina quello che ha voluto, sì, ma le aziende straniere hanno investito in Cina perché si sono trovate di fronte a un mercato del lavoro completamente deregolamentato, senza alcun controllo, con zone grigie immense, e soprattutto senza la possibilità per i lavoratori di formare sindacati autonomi. In Cina esiste un unico sindacato, che è un sindacato che fa principalmente gli interessi del Partito Comunista più che quello dei lavoratori. Fatto sta che nell'ultimo periodo quella che è la cosiddetta fabbrica del mondo ha avuto degli aumenti dei salari minimi piuttosto cospicui, piuttosto importanti, che a sua volta hanno spinto moltissimo a delocalizzare. E quindi abbiamo un problema che in questo momento si pone per la Cina e che in realtà non è affrontato al momento dalla dirigenza, proprio perché manca anche quella dialettica tra corpi intermedi, diciamo, e autorità. Non ci sono i sindacati, no, che chiedono al governo: ok, con tutta questa automazione adesso cosa vogliamo fare, ad esempio, dei lavoratori che verranno espulsi dai processi produttivi, come li reinseriamo in qualche modo all'interno dei processi produttivi? Non c'è questa discussione. Io faccio sempre riferimento a Giovanni Arrighi, non so chi di voi lo conosce, e al suo libro Adam Smith a Pechino, che è la risposta a Marx a Detroit di Tronti. Allora, Arrighi sostanzialmente a un certo punto dice: è inutile parlare di cosa c'è di capitalista, cosa c'è di socialista in Cina, perché la Cina è un unicum, basti pensare che descrive il suo modello come socialismo di mercato, e già qui abbiamo due elementi che possono essere tranquillamente considerati quasi ampiamente in contraddizione dal nostro punto di vista, ma che invece in Cina convivono, ed è esattamente questo il modo. Arrighi poi se la cava con una battuta, dice: il socialismo non ha perso, il capitalismo non ha ancora vinto. Però è evidente che su questo tema dell'automazione andremo a capire, ecco, quanto c'è ancora, se c'è ancora qualche sentimento socialista all'interno della dirigenza cinese, cioè in che modo gestirà questo processo. È tutto da scoprire, non lo sappiamo in questo momento, perché è proprio un elemento mancante all'interno della discussione pubblica cinese, così come è mancante all'interno di quelli che sono i programmi della Cina. Prima hai citato Industria 4.0, la Cina nello stesso periodo ha lanciato il cosiddetto Made in China 2025, che è il suo progetto proprio, no, di Industria 4.0. Non c'è una parola in realtà su questo tema. E ugualmente nel 14° piano quinquennale, che è stato presentato non molto tempo fa, non si parla, diciamo, di questo aspetto, che però sarà assolutamente dirimente nel prossimo futuro, anche perché la Cina ha il problema di dover fronteggiare le sanzioni, ha il problema di dover affrontare le esigenze, ad esempio, che nascono all'interno delle città, delle grandi metropoli da parte della classe media, e nello stesso tempo sta vivendo un processo di ritorno nelle campagne da parte di moltissime persone che vivono nella città, perché non riescono sostanzialmente a guadagnare a sufficienza per consentire di vivere in città in cui il livello di vita ormai, fatte le debite proporzioni, è tanto quanto quello delle città principali dell'Occidente, cioè vivere a Pechino ormai oggi costa quanto vivere a New York praticamente, quindi insomma teniamo presente questo. C'è un altro aspetto che invece ha a che vedere con i lavoratori della tecnologia, che di recente, e chiudo, che di recente hanno messo in moto un altro tipo di protesta, che è quello di chiedere, ad esempio, per la prima volta io ho notato che si parla di reddito in Cina. Cioè, la reazione alla dichiarazione di illegalità del sistema 996, cosa ha causato? Che molti hanno detto: ok, però io senza straordinari come mi pago l'affitto a Shanghai o a Pechino, eccetera? E allora hanno cominciato a dire: forse dovremmo cominciare a parlare non solo di salario, ma anche di reddito. E anche questa, diciamo, in nuce potrebbe essere una discussione piuttosto interessante, sempre che
e questo è il grande punto interrogativo, dall'altra parte ci sia chi è in grado di raccogliere anche questi tipi di istanze che arrivano, diciamo, dal corpo sociale e dai lavoratori cinesi. Spero di avere risposto. Ma direi che c'è una densità di temi, parlando della Cina, che forse non ha comunque parallelo in altre appunto realtà, cioè è una sorta di matrix del sapere dove chiunque di noi può trovare insomma degli appigli, degli angoli di interesse. Fra l'altro apro un piccolo inciso, una cosa che ho comunque scoperto anch'io recentemente: i maggiori scrittori di fantascienza oggi probabilmente sono degli scrittori cinesi. Stanno scrivendo dei capolavori, insomma, sono anche riusciti a vincere il premio Hugo, e quindi è una realtà che si sviluppa in moltissime dimensioni, non appunto soltanto quella lì lavorativa, tecnologica, ma anche nel sapere. Ma la cosa interessante qual è? Che una realtà socialista, che una struttura socialista, anzi meglio, un sistema socialista, che tradizionalmente può essere legato anche a una inefficienza produttiva, in realtà ora sta sviluppando un livello di efficienza che probabilmente nella storia della nostra umanità è una cosa assolutamente nuova. Anche il principio che non è stato accennato ma è molto importante della meritocrazia nello sviluppo cinese, naturalmente è un'altra dimensione assolutamente nuova e interessante, perché a questo punto bisogna parlare di Confucio. Quindi si parla di un pensatore vissuto 2500 anni fa, quindi si potrebbe pensare anche che possa essere una cosa superata nel tempo, invece no, quanto mai è attuale oggi, e studiarlo oggi comunque ha più senso magari di qualche decennio fa, soprattutto in Italia, anche per questo nuovo umanesimo, anche insomma per questo pensiero che riletto oggi appare molto fresco e molto attuale, ma soprattutto senza avvicinarsi è difficile capire quello che succede in Cina oggi. Il professor Scarpari, che su Confucio insomma ha studiato molti anni, ci può anche spiegare qual è diciamo la nuova versione del confucianesimo in questa Cina di Matrix. Bene, anch'io ringrazio per questo invito, sono contento di essere qui e sono rimasto colpito dalla velocità del tuo discorso. Non riuscirò a tenere questo ritmo, parlerò molto più lentamente. Sei riuscito a dire tantissime cose in pochissimo tempo, sono i tempi ormai perfetta. Bisognerebbe ridurre un po' il nastro, come Sì, si vabbè, fa la prossima volta come parlo più piano. si fanno i No, non era una messaggi, critica, no? non era una critica, volevo solo mettere le mani avanti perché li hai abituati a un ritmo che non riuscirò certo a tenere. Il confucianesimo è un fenomeno che è apparso in questi ultimi decenni, che è riapparso sulla scena cinese in modo sempre più preponderante, dopo una pausa, in realtà dopo un periodo in cui era stato in realtà messo in soffitta. Il confucianesimo è stato il collante del periodo imperiale che è durato per oltre 2000 anni in Cina. L'impero è durato per oltre 2000 anni in Cina e il confucianesimo, diciamo, è stata quella forma di pensiero ed è diventata anche un'ideologia di governo che in qualche modo ha tenuto insieme la Cina, che nella concezione tradizionale cinese era comunque il mondo civile, dando un senso alto anche alla pratica del governo, anzi potremmo dire del buon governo. È un sistema di valori, è un sistema etico, è un sistema che in qualche modo struttura la società fin dalla famiglia in modo estremamente gerarchico e che quindi
pur professando tutta una serie di valori etici, in realtà offre a chi governa una come dire, opportunità di avere un sistema di controllo sociale assolutamente efficiente. E per intenderci più chiaramente, il rispetto gerarchico che vige all'interno di una famiglia e che fa sì che il capofamiglia, che poi nella Cina tradizionale era una famiglia estesa, quindi erano clan che potevano arrivare anche alla dimensione di un intero villaggio, e quindi anche centinaia di persone, il capofamiglia aveva un'autorità come un piccolo imperatore, insomma come un piccolo sovrano. E questo avveniva non tanto attraverso l'uso di una legge positiva, di un codice codificato, se posso dire così, ma attraverso una serie di principi e di come dire, convenzioni sociali che in qualche modo imponevano tutta una serie di rispetti gerarchici dell'uno nei confronti dell'altro. L'obbedienza, ne tiro fuori una perché ci aiuta a capire bene perché poi la sua funzione a livello sociale e di governo è stata notevole. L'obbedienza e il rispetto filiale nei confronti quindi dei genitori, ma in generale dei superiori, vale all'interno della famiglia, ma al di fuori della famiglia vale all'interno dello Stato. Quindi i tuoi superiori ai vari livelli, vuoi che siano i funzionari, vuoi che sia il sovrano, vuoi che sia oggi Xi Jinping, in qualche modo hanno, come dire, attraverso questo sistema di vita, perché in realtà è una filosofia, non è una religione il confucianesimo, non va confuso, perché a volte si pensa che sia una religione, in realtà ha alcuni aspetti che potrebbero in qualche modo passare in alcuni momenti storici, magari più che in altri, però di fatto non è una religione, è proprio, indica una modalità di comportamento, un modo proprio di vivere, no? La propria partecipazione, che non è mai vista come una partecipazione individuale, ma sempre nel sociale, cioè che professa un impegno sociale, quindi in qualche modo che spinge la persona che si coltiva a questi valori a non farlo fine a se stesso o per se stesso, ma a farlo per contribuire a un'elevazione della società e diventare lui stesso un modello sociale, per cui gli altri proprio dall'irradiamento di questa come dire, virtù che la persona colta al confucianesimo riesce a ottenere, in qualche modo per emulazione, in qualche modo cresce insieme a lui, quindi come tanti cerchi concentrici, come quando buttiamo un sasso nello stagno, dalla famiglia si estende alla società e via via al mondo intero. Questa è l'idea del confucianesimo, ha funzionato piuttosto bene, in alcuni momenti meglio, in alcuni momenti peggio, ma poi nel Novecento, con la caduta dell'impero, i primi moti così di liberalizzazione, di modernizzazione del paese, quindi facendo riferimento anche alle esperienze in Occidente, perché questi giovani rivoluzionari poi alla fine andavano e si formavano all'estero, vuoi in Giappone ma vuoi anche in Europa, e quindi tornavano a casa con tutta una serie di idee completamente nuove e moderne rispetto a come si trovava la Cina alla fine del XVIII, inizio del XIX secolo, e venne considerato un retaggio feudale, qualcosa che avrebbe impedito alla Cina di modernizzarsi e di crescere, e quindi venne bandita come una forma di pensiero non solo del passato, ma anche pericolosa per il futuro. E questa cosa prese ancora più forma dopo il 49 con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, i primi decenni, quelli caratterizzati diciamo fino al maoismo, fino a che Mao morì nel 76, insomma, quindi i primi 2 o 3 decenni furono caratterizzati proprio da una cesura totale. Si pensò a una cosa che poi si rivelò un errore fondamentale. Si ritenne che fosse possibile in qualche modo creare una cesura totale con la propria cultura e la propria tradizione, per costruire una Cina nuova su basi completamente, come dire, nuove e inedite. Ovviamente fu un fallimento totale, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista anche, come dire, sociale, dell'economia. Cioè, alla fine, quando Mao morì, la Cina era
messa piuttosto male. Mao ha avuto un ruolo fondamentale nel creare un'ideologia, ovviamente a creare la Repubblica Popolare, perché se non c'era lui non ci sarebbe mai stata, ma fu un fallimento dal punto di vista delle misure economiche che intraprese, anche comunque delle forme di governo. La rivoluzione culturale fu un momento, insomma, che dimostrò quanto ormai quel sistema doveva essere abbandonato. E questo avvenne dopo la sua morte, per cui dopo la sua morte, con la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, la Cina si aprì perché capì che non era possibile andare avanti così, cioè la povertà. Io mi ricordo, sono andato in Cina la prima volta, adesso Simone si metterà a ridere perché forse non sta neanche, io ho capelli bianchi nel 77, forse non c'eri neanche. E ricordo che la cosa che mi colpì fu proprio la cifra, era quella era tutto grigio, era tutto dello stesso colore, non solo le casacche delle persone dei milioni di persone che, insomma, che vedevi per strada, ma la cifra era proprio la povertà. Quello che veramente accomunava il popolo cinese era la povertà. Quello era. E invece poi via via, a partire dagli anni 80, man mano che la Cina si è aperta, era sorprendente perché tu andavi in Cina e vedevi proprio cominciare, vedevi la Cina colorata. Questa era proprio l'immagine che mi è rimasta e vedevi le coppiette che cominciavano ad andare per mano, cosa che prima era totalmente impossibile vedere, che si infrattavano, non so, all'ombra del muro della città imperiale, e quindi cominciavi a vedere, come dire, il sorgere di un modo diverso di vivere che ci era più familiare in qualche modo. E da lì la Cina è partita con questa immagine che ci ha dato anche Pieranni di una tumultuosa galoppata, no, economica, e man mano che questa cosa cresceva anche però nella gente questa corsa all'arricchimento. A quel punto pesavano proprio i soldi, no? Deng Xiaoping stesso disse, no? Cioè, diventare ricchi non è più peccato, mentre prima solo dirlo, solo pensarlo ci andava incontro a una serie di guai non da poco. E man mano che cresceva questa ricchezza, che cresceva questo benessere in un modo completamente disuguale all'interno del paese, perché ovviamente tutta una parte della Cina, la fascia costiera che ha cominciato a lavorare con l'estero eccetera, si arricchiva, ma tutta la parte all'interno di campagna eccetera invece viveva nella povertà, non andava allo stesso passo, diciamo così, non c'era una distribuzione omogenea di questa ricchezza, però quello che si creava in tutte e due le parti, sia quella che diventava ricca per un verso, sia quella che rimaneva povera e disagiata per l'altro, quello che si creava era proprio un vuoto spirituale, era proprio un vuoto esistenziale, che l'ideologia non copriva più. Prima c'era l'ideologia maoista che in qualche modo sosteneva anche il lavoratore nella fabbrica che si ammazzava di lavoro pur di avere, come dire, il braccialetto rosso per essere l'operaio della settimana, per dire, no? E questa ideologia era caduta totalmente, cioè i giovani di quel momento lì non interessava più niente la storia, la grande epopea della lunga marcia, la rivoluzione, le varie scommesse perse dal balzo in avanti alla rivoluzione culturale, insomma, cioè interessava, come tutti i giovani, fare quello che piano piano filtrava che facevano i loro coetanei fuori dalla Cina. E man mano che poi i social sono entrati, internet eccetera, questo è diventato a un certo punto alla portata. Questo vuoto si è andato mano a mano riempiendo, andando a recuperare la propria tradizione, finché si è arrivati al punto di capire che non c'era bisogno di avere qualcosa dall'estero, dall'esterno, dall'Occidente che sostenesse questa nuova ripresa, ma che era preferibile andarlo a cercare nella propria tradizione, nella propria cultura. Perché? Perché se questa cosa aveva funzionato per più di 2000 anni, perché cercare fuori? Perché cercare qualcosa di inedito che non si riusciva a gestire? Perché era evidente che erano, come dire, modalità, valori che difficilmente potevano attecchire in Cina, anche se oggi la Cina professa di essere molto più democratica di noi, mi pare di aver capito, e quindi voglio dire c'è da mettere a posto il vocabolario, c'è da fare un grosso lavoro lessicale e semantico su quello che stiamo dicendo. Quindi man mano questa cosa si è andata della tradizione, si è andata prima all'interno dell'università, quindi una cosa
tipo tra gli intellettuali, molto nei salotti, diciamo, buoni. Poi via via la cosa ha preso sempre più piede, fino a che la tradizione prima, gli studi nazionali, come li chiamano in Cina, ma il confucianesimo poi venne riscoperto e divenne sempre più indicato come un innesto necessario a quello lui prima ha detto, parlando di Arrighi, no? Mercato, socialismo e mercato. Adesso si aggiunge una nuova componente, confucianesimo. L'economia diventava un'economia socialista di mercato di stampo confuciano. E questo era quindi un mix enorme, perché bisognava tenere diciamo, quello che di buono c'era nell'interpretazione maoista del marxismo-leninismo, innestarlo con le teorie liberiste che Deng Xiaoping alla fine degli anni 70, inizio anni 80 aveva fatto partire per modernizzare la Cina, con il recupero di tutta una serie di valori etici che avevano avuto e che avranno ancora e che si riveleranno fondamentali anche per alcune pratiche a cui Pierani ha fatto riferimento prima, per esempio il controllo sociale attraverso il riconoscimento facciale, eccetera, cosa che da noi sarebbe inconcepibile solo teorizzarlo, lì invece è tutto sommato stato considerato una cosa fattibile, e quindi si creò questo ibrido, è veramente un laboratorio, nel senso che non c'era nulla a cui fare riferimento per questa cosa qui. E io adesso direi anche un'altra cosa, poi cerco di chiudere perché non so mai quando parlo, quando finisco, quindi non so quanto tempo ho parlato. C'è un altro elemento che è importante tenere conto, perché nel 2012, dal 2012 al 2013, va al potere Xi Jinping. E Xi Jinping farà la differenza. Trasformerà la Cina da una potenza, come dire, che è primo, secondo, terzo e quarto mondo insieme, perché non è ancora, diciamo, matura per poter essere considerata né una potenza di prima, come dire, di prima tacca, né di seconda né di terza. C'è un po' di tutto, è un continente, per cui è anche logico che sia così, e le diseguaglianze sono ancora molto forti. Una potenza economica di tipo mercantile, era la fabbrica del mondo, come è stato detto prima, con una serie di prodotti di bassa qualità che spesso non funzionavano e non funzionano neanche oggi. Ma con Xi Jinping fa un salto. L'espansione non diventa più commerciale, diventa geopolitica, diventa un'espansione politica, cioè l'obiettivo che ha Xi Jinping nel momento che sale al potere dice chiaramente: è finito il secolo dell'umiliazione, guerre dell'oppio a metà dell'Ottocento, e le potenze imperialiste che arrivano in Cina, che i trattati Nixon, tutta quello che hanno subito. Il Novecento è stato un secolo durissimo per i cinesi, per un verso o per l'altro, guerre civili, occupazione giapponese, è stata veramente un secolo molto tormentato. Finito il secolo dell'umiliazione, e prende e fa una cosa che nessun presidente fino allora aveva fatto, va a Ciufù, al tempio di Confucio, nella casa di Confucio, a rendere omaggio a Confucio, e sventolando il libretto di Confucio, che non era più il libretto rosso di Mao, dirà: è da qui che dobbiamo partire. Cioè, fu un momento simbolicamente forte, e il confucianesimo è entrato in quel momento lì a pieno titolo, e è entrato nelle scuole perché il sistema pedagogico confuciano dice che questi valori vanno innestati nell'uomo fino dalla più tenera età. Solo così si crescerà avendo interiorizzato tutta una serie di valori, eccetera. Quando io ho scritto questo libro nel 2015, Ritorno a Confucio, appunto avevo, come dire, fissato la mia attenzione proprio su questo ritorno. Ho detto: finalmente ho studiato Confucio tutta la vita, è arrivato il mio momento. E allora, da classicista che sono, ho detto: scrivo un libro sulla Cina moderna, ed è stata la mia rovina, perché non sono più riuscito a finire il mio libro sul secondo libro, sul libro di Mencio, che è il secondo filosofo dopo Confucio, che Einaudi aspetta dal 2014, credo, e che non ha ancora alle viste, perché questa modernità, questa contemporaneità alla fine mi ha travolto in questa cosa, perché però all'epoca io scrissi una cosa che aveva ancora la speranza, cioè che aveva una visione
in un dibattito in cui si diceva è strumentale per il controllo sociale oppure no, io sostenni una via di speranza, cioè io dissi il confucianesimo è talmente forte nei valori che ha che i risultati non li vedremo subito, ma li vedremo quando questi bambini di 5 anni che vanno a scuola e cominciano a recitare i classici senza capirli, ma poi un po' alla volta li capiranno a furia di recitarli, eccetera, quindi fra 15 anni, fra quello che quando saranno grandi, saranno dei cinesi diversi rispetto a quelli di oggi. Il confucianesimo è potente da questo punto di vista. Chi viaggia per l'Oriente, per l'Asia, in Giappone, in Corea, a Taiwan, a Singapore, nei luoghi dove il confucianesimo ha attecchito storicamente al di fuori della Cina, lo coglie nella gentilezza, nei modi, nella struttura sociale, che in Cina non c'è più, perché c'è stata questa cesura che ho detto prima. Quindi avevo questa speranza, che ho ancora in parte, ma Xi Jinping ha fatto la differenza, perché Xi Jinping alla fine, man mano che io scrivevo questo libro, cominciato nel 14, pubblicato nel 15, ogni volta dovevo spostare un po', come dire, l'angolo, dare un'angolazione diversa. Allora, a un certo punto ho consegnato il libro perché ho capito che tanto non potevo stargli dietro, e come ha accennato Pieranni, poi insomma il sistema si è fatto sempre più stringente e oggi la situazione è completamente diversa. Quindi il confucianesimo, devo dire, che è passato da quella suo aspetto idealistico, se posso dire così, spirituale, eccetera, più invece a essere strumento di un controllo sociale potentissimo, anche questo, che è servito e serve al Partito Comunista Cinese per come dire, avere un controllo sociale capillare al 100%, cioè non c'è nulla che sfugga al Partito Comunista all'interno, io devo dire anche oggi sempre più all'esterno della Cina, nelle diaspore, nei luoghi dove i cinesi, che sono ormai ovunque, insomma in qualche modo sono richiamati, e che è servito oggi, e qui chiudo, anche a creare i presupposti di un nuovo nazionalismo e di un nuovo patriottismo, se posso dire così, di orgoglio identitario, se posso dire così, che in qualche modo lega, serve da collante per i cinesi in questo momento, sia in patria sia all'estero. Grazie professore, molto interessante. Beh, su questo tema, attendendo naturalmente il seguito del suo ritorno a Confucio, che speriamo di leggere presto. Fra i vari spunti, adesso io penso che sia giusto dedicare questi ultimi 30 minuti che ci restano a parlare dell'oggi. Naturalmente Confucio stesso è l'oggi, ma la situazione bellica, insomma, che stiamo vivendo della Cina, bisogna sottolineare anche, fra i molti aspetti che sono anche stati sfiorati in questi minuti, va sottolineato, e io credo che sia molto importante, il fatto che la Cina non ha mai avuto un'attitudine colonialista. Direte, in parte ci sono stati momenti, ecco sì, certo, che possono smentire questo, però diciamo non ha mai avuto un progetto colonialista classico come lo ha avuto l'Europa, o imperialista come è stato nel caso degli Stati Uniti, ma soprattutto negli ultimi 50 anni, appunto dopo l'arrivo di Deng Xiaoping, c'è stata un'attitudine invece a uno sviluppo più sul business, più sull'economia, su uno sviluppo della tecnologia, e comunque di stringere accordi con gli stati, diciamo, di tipo economico, appunto. Nella situazione attuale di oggi, delicata, complicata, Pieranni la vive in trincea particolarmente tutti i giorni, la Cina immagino che si trovi in una situazione molto delicata, molto traballante per certi punti di vista, nel senso che il discorso della via della seta, che non abbiamo accennato, però naturalmente è molto importante. In questa situazione, quale può essere il ruolo della Cina nel conflitto naturalmente russo-ucraino? Ruolo che vedo che di ora in ora può essere visto con ottica diversa. Ecco, se magari
in sintesi ce lo puoi, so che non è facile naturalmente spiegare, poi magari lasciamo anche un parere al professor Scarpari per poi chiudere magari con qualche domanda di chi ci sta ascoltando e degli amici presenti in sala. Sì, no, allora intanto il professore Scarpari ci ha fatto capire come la Cina sia un paese proiettato verso il futuro, ma che guarda moltissimo al proprio passato, a prescindere poi da quella che può essere naturalmente l'interpretazione. Dico questo perché per capire insomma cosa sta succedendo nella posizione cinese rispetto al conflitto in corso, in questi ultimi giorni, ad esempio, sui media cinesi si è parlato moltissimo dei 50 anni trascorsi dell'anniversario della visita di Nixon in Cina, esattamente 50 anni fa. A questo proposito, tra l'altro, io sono andato a rileggermi il libro di Kissinger, che si intitola proprio Cina, in inglese On China, ed è un libro che consiglio a tutti, tra l'altro, per avere una percezione di uno dei più grandi diplomatici e, insomma, non vi dico il mio giudizio, voi naturalmente possa avere, però insomma diciamo che uno squalo, chiamiamolo così, all'interno dell'arena diplomatica che insomma invece ha tentato di esportare il modello americano in vari posti, compreso per lo più insomma l'America Latina, come sappiamo, però insomma non era una persona che aveva troppi problemi a rovesciare governi, che però ad esempio a un certo punto nel libro dice Zhou Enlai, che era l'allora premier, è il politico più affascinante che io, più preparato che io abbia mai incontrato nella mia vita. E oggi probabilmente alla Cina manca una personalità di questo tipo, in grado, diciamo, di gestire tutta una serie di grane diplomatiche e capace anche di dialogare soprattutto con una controparte che ad esempio in quel momento era completamente agli antipodi. Cina e Stati Uniti non si parlavano praticamente da 20 anni. Teniamo presente che nel 72 gli Stati Uniti riconoscevano ancora Taiwan come unica Cina, non riconoscevano la Cina. Da quella visita preannunciata da Nixon prima di partire con il famoso impegno a poter essere amici anche nella diversità, che è un messaggio che oggi i cinesi hanno ribaltato su Biden, no? Dicendo vedi cosa diceva Nixon. A parte che Mao, tra l'altro, faccio una piccola parentesi, a un certo punto a Nixon gli dice io comunque avrei votato per te. E Nixon gli dice come avresti votato per me? E Mao gli dice certo, io vorrei che vincessero sempre quelli di destra nei paesi imperialisti, perché ci riusciamo a parlare meglio, secondo me, con quelli di destra. E attenzione, perché il rapporto migliore tra Cina e Stati Uniti è avvenuto dopo il 2001, Jiang Zemin e poi Hu Jintao con Bush. Jiang Zemin chiamò subito Bush dopo gli attentati alle Torri Gemelle. Bush ci mise una settimana ovviamente a rispondere perché era particolarmente impegnato, però da lì forse è il momento negli ultimi 20 anni migliore delle relazioni sino-americane. Per non parlare poi di Trump, temutissimo, ma credo che a Zhongnanhai, che è il Cremlino cinese, ogni giorno sta a passare una bottiglia di spumante praticamente, perché insomma Trump ha arretrato talmente tanto la posizione internazionale degli Stati Uniti, no? In questo protezionismo, che la Cina è avanzata in tutta una serie di posizioni. Quello che diceva il professore, la discontinuità nella continuità, adesso non entriamo poi nel campo, però la discontinuità nella continuità di Xi Jinping è avvenuta anche e soprattutto nella politica estera. Cioè, mentre Deng Xiaoping diceva nascondiamo le nostre capacità, diventiamo forti all'interno e poi vediamo, Xi Jinping si dice che Mao Zedong ha liberato la Cina, Deng Xiaoping l'ha fatta diventare ricca e Xi Jinping la farà diventare potente. Ecco, la postura internazionale della Cina è cambiata notevolmente con l'arrivo di Xi Jinping al potere. La nuova via della seta è proprio questa proiezione attraverso una rete di infrastrutture che ha come obiettivo principale quello di far viaggiare le merci più velocemente possibile, perché l'approccio internazionale della Cina non è ideologico, almeno ufficialmente, no? Non guarda al colore dell'interlocutore politico, fa affari con tutti, fa affari con Israele, con l'Arabia Saudita, con gli Stati Uniti, frase con l'Egitto. Che non importa che il gatto sia bianco e quella... nero, citata, vabbè. Sì, comunque rappresenta bene, diciamo, quella che può essere chiamata la pragmaticità e la flessibilità, se vogliamo semplificare, della Cina. Ebbene, allora, oggi emerge intanto la mancanza, appunto, probabilmente di una personalità in grado di, diciamo, muoversi a proprio agio anche all'interno di situazioni molto complicate. Così come, tra l'altro, la Cina rifugge il caos al proprio interno, perché il caos è imprevedibile
è esattamente il contrario dell'ordine, che è dove invece nasce la virtù, dove si propaga, diciamo, la possibilità del buon governo, dello sviluppo, della crescita. Ugualmente la Cina teme moltissimo il caos a livello internazionale. La Cina è quasi sempre contraria o comunque scossa dai regime change, dai colpi di Stato. Ha bisogno di una stabilità non solo all'interno, ma anche all'esterno, proprio perché la sua impostazione è principalmente di natura commerciale. Se c'è una guerra, banalmente, l'economia è la prima a risentirne. Quindi la Cina è, a mio avviso, in questo momento terrorizzata, in realtà. E attenzione, quando adesso io sto facendo il tipico collegamento che dico sempre che a volte non bisogna fare, cioè Cina, Partito Comunista Cinese. Quando dico Cina in questo momento sto dicendo il governo cinese, perché poi la Cina sono un territorio che è 55 volte l'Italia, 1 miliardo e 400 milioni di persone, più di 50 etnie, diversità regionali incredibili. Quindi il Partito Comunista non corrisponde a tutta la popolazione, però in questo caso stiamo parlando di un'emanazione pubblica e ufficiale della Cina. Quindi la situazione della Cina è un impasse pericolosissimo. Perché? Perché da un lato non può disconoscere l'amicizia, diciamo, che ha suggellato con la visita di Putin all'apertura dei Giochi Olimpici invernali con la Russia. In particolare pare che Xi Jinping e Putin abbiano anche proprio un rapporto personale. Forse è l'unico che ha Xi Jinping con un leader internazionale. Dall'altro però la Cina ancora prima, soprattutto per bocca del suo ministro degli esteri Wang Yi, ancora prima che Putin firmasse il riconoscimento dell'indipendenza della Repubblica di Donetsk e di Lugansk, aveva specificato che l'integrità territoriale dell'Ucraina era fuori discussione, era sacra, inviolabile, e che la Cina richiedeva, diciamo, alle parti di ritornare a un negoziato, che in quel caso era Minsk 2, sul quale però Putin ha messo ampi chiodi, diciamo, sulla bara. Quindi si trova in questa posizione. La domanda delle domande è se veramente sapevano proprio precisamente cosa avrebbe fatto Putin. È abbastanza difficile che Putin non abbia detto a Xi Jinping che aveva intenzione di entrare sul territorio ucraino, ma probabilmente magari sono speculazioni, magari gli avrà detto solo che si prendeva una parte, quella parte del Donbass. Ricordiamo che i confini delle repubbliche di Donetsk e di Lugansk non sono tutto l'oblast, tutta la regione. Venivano rivendicate, ma era una parte. Quindi l'idea che ci eravamo fatti anche un po' tutti è: entra lì, si prende la regione e fine della trasmissione. Al massimo si riteneva che potesse andarsi a prendere Mariupol, perché è questo porto fondamentale che già nel 2014 fu al centro di grandi combattimenti, perché garantirebbe la continuità territoriale tra Crimea e Russia. Il New York Times ieri ha fatto uscire dei servizi di intelligence, tra l'altro è molto interessante questo uso pubblico dell'intelligence americana. Vi ricordate i documenti sull'invasione, eccetera? Tra l'altro dicono che li avevano fatti vedere pure ai cinesi, gli avevano detto: guardate che ci sono tutte le truppe, e i cinesi, secondo il New York Times, li avevano dati ai russi, gli avevano detto: guarda che ci hanno detto che state facendo sta cosa. Secondo il New York Times in realtà la dirigenza cinese sapeva. Quello che emerge però è che probabilmente non sapevano tutti allo stesso livello, cioè magari Xi Jinping sapeva delle cose che il Ministero degli Esteri non sapeva. Chissà, sono speculazioni. Quello che rimane è questo, che la Cina sta perdendo, dal mio punto di vista, una grandissima opportunità. L'Ucraina ha chiesto a Pechino espressamente di fare da mediatore, proprio per le relazioni privilegiate che ha con la Russia. La Cina ha specificato intanto, nello stesso momento, il Ministero degli Esteri ha detto: non siamo alleati con la Russia, è una partnership. Ha detto: hanno invaso ma non hanno invaso, anzi hanno detto non hanno invaso ma hanno invaso. Sono riusciti a dirlo, tutte e due le cose, senza mai nominare invasione. Wang Yi ha detto per la prima volta guerra al telefono con Zelensky, con Kuleba, che è il ministro degli esteri ucraino, quando gli chiese appunto: intervenite, provate a parlare con Putin, vedete se riuscite a farlo ragionare voi. La Cina non si è mossa però, e secondo me ha perso una grandissima opportunità. Perché? Perché la retorica cinese è quella di essere una potenza responsabile, la cui ascesa è pacifica, la cui modernizzazione dell'esercito è solo a scopo difensivo. È vero che la Cina non ha mai tentato di esportare il proprio modello, però nel passato ha sinizzato, insomma, le zone vicine. Quindi era un modo, avrebbe l'opportunità in questo momento di dimostrare di essere una potenza responsabile, e in qualche modo anche di mettere un po' in scacco gli Stati Uniti, dimostrando a Biden di essere effettivamente una potenza responsabile. Vedremo se lo farà, a quanto pare al momento non lo fa. Ma stanno cominciando a sorgere dei problemi.
proprio per quanto riguarda, ad esempio, la nuova via della seta. Appunto, la guerra è un caos che crea delle situazioni inimmaginabili, le cui accelerazioni possono creare moltissime problematiche. Un primo problema: Cina e Ucraina avevano degli ottimi rapporti commerciali. La Cina è il principale partner commerciale dell'Ucraina. Qualche giorno prima che Putin cominciasse a parlare di pericolo di intervento, comunque di una situazione che stava deragliando, Xi Jinping chiama Zelensky per celebrare i 30 anni di relazioni tra Cina e Ucraina. Non solo, a Kiev è stato organizzato un evento mastodontico proprio alla cinese, perché è stato tradotto il libro di Xi Jinping in ucraino. Una captatio che forse non è stata neanche chiesta, ma che sicuramente l'ego di Xi ha apprezzato. Quindi i rapporti erano ottimi. E in più l'Ucraina è la porta d'accesso all'Europa della nuova via della seta. Da lì passano moltissimi treni, ad esempio, che in questo momento non possono viaggiare, quindi la Cina ha già dovuto deviare moltissime delle tratte commerciali. Quindi primo problema è il rapporto con l'Ucraina, che era il principale fornitore di tecnologia militare per la Cina. Quindi significa che adesso la Cina dovrà andare a cercare altri fornitori, e non sarà semplicissimo, perché entra in gioco la geopolitica, ovviamente. Chi sta con gli Stati Uniti non fornirà questo tipo di servizi alla Cina. Secondo problema di oggi proprio: i bond cinesi sono stati inseriti all'interno degli indici internazionali, da dove stanno venendo buttati fuori quelli russi, perché considerati tossici. Per tutta una serie di meccanismi, insomma, è aumentato il valore della moneta cinese, che è esattamente quello che i cinesi non hanno mai voluto fare, tanto che erano accusati, no, di sfruttare le oscillazioni, di abbassare il valore della propria moneta per esportare di più. Aumenta il valore della propria moneta, è più difficile esportare. È un modello comunque ancora quello cinese, che è basato molto sull'esportazione. Terzo problema: da Russia la Cina ha un sacco ovviamente di scambi commerciali anche con la Russia. Non è paragonabile però il volume degli scambi commerciali che ha la Cina con la Russia rispetto a quelli dell'Europa e rispetto a quelli dell'Unione Sovietica. Scusate, degli Stati Uniti. Allora, c'è un problema molto forte nella necessità da parte della Cina di arginare le sanzioni, perché se non riesce ad arginare sono delle legnate micidiali per l'economia cinese. E non solo, a quanto pare, e qui sempre nel discorso un piede da una parte e un piede dall'altra, le banche cinesi hanno espressamente detto che non aiuteranno la Russia a risolvere le questioni, ad esempio, dell'uscita dallo SWIFT, dal sistema dei pagamenti internazionali. Così come hanno detto non aumenteremo gli ordini per quanto riguarda materie prime e tutta un'altra serie di cose che vengono acquistate dalla Russia. Tra l'altro, qualche giorno fa il giornale di Teheran Times, ha messo in evidenza come nell'ultimo mese, prima dello scoppio praticamente della crisi, la Cina abbia quasi quintuplicato l'acquisto di petrolio dall'Iran. Questo fa presagire che forse avevano capito che qualcosa poteva succedere là. Ma non è detto che dovessero pensare per forza a una guerra. I cinesi in questo sono abbastanza previdenti, insomma, si muovono, quando si tratta di soldi, si muovono sempre in tempo. E quindi sono in un grandissimo dilemma la dirigenza cinese. Poi le speculazioni su quello che può accadere all'interno, appunto, sono speculazioni. In realtà non lo sapremo mai cosa è successo, cosa si sono detti Xi Jinping e Putin, cosa si stanno dicendo i 7 della Commissione permanente, che ricordiamo tra qualche mese si incontreranno per il 20° congresso del Partito Comunista, che è l'evento che tiene praticamente sospesa tutta l'attività politica internazionale della Cina. Di solito a marzo-aprile, ogni 5 anni, quando c'è il congresso, la Cina si inabissa per pensare alle questioni interne. Tendenzialmente sono botte da orbi all'interno, ovviamente, del Partito Comunista, si rinnoveranno moltissimi ruoli. È interessante che la campagna anticorruzione di Xi Jinping, che non è mai finita, che è iniziata da quando è entrato al potere, gli ha dato grandissima popolarità, oltre ad aver escluso così tutta una serie di potenziali concorrenti, è ripresa proprio ultimamente in maniera feroce ed è andata proprio a colpire, ad esempio, il Ministero della Sicurezza cinese, cioè l'intelligence interna ed esterna. Alcuni analisti, ad esempio, su alcuni siti cinesi hanno detto: ma siamo sicuri che abbiamo un servizio di intelligence efficiente? Perché mi sembra che siamo sempre gli ultimi a sapere le cose. E questo è un altro grosso problema per la Cina, che è molto più concentrata sulle questioni interne e che affida ai servizi di intelligence che utilizzano quel metodo che viene chiamato del
raccolta di informazioni granello di sabbia per granello di sabbia, utilizzando ad esempio la diaspora, o utilizzando i cinesi che vanno a investire all'estero, i manager, i businessmen, a cui vengono chieste informazioni, poi agiscono quasi come se fossero, insomma, delle piccole spie, ma solo per quanto riguarda le questioni economiche, quindi poi su tutta una serie di altri aspetti. E in questo caso la Cina paga un ritardo che ha nelle relazioni internazionali. Ricordiamo che la Cina non è da tantissimo che ha un Ministero degli Esteri, non ha una storia diplomatica come Stato. In realtà la Cina, insomma, essere diventato uno Stato-nazione, invece di poter proseguire con la logica dell'impero, no? Che era un sistema di tributi, di matrimoni combinati, che forse, diciamo, si confaceva di più a quello che è anche lo spirito confuciano, ecco, ha dato tutta una serie di problemi. Oggi li paga in una crisi internazionale come questa. Il problema, e chiudo, qual è? È che la percezione dell'opinione pubblica in Occidente, che la Cina non si capisce se non riesce a registrare o proprio non gli interessa registrarlo, perché sembra un momento di grande chiusura del paese. Un po' approfittando del Covid, la Cina si è richiusa molto, sembra di nuovo tornata in un'epoca di grande chiusura, anche un po' di mancanza di interesse quasi, sembra, nei confronti degli altri, degli stranieri e dell'Occidente, sul quale agiscono moltissimi sentimenti nazionalisti che ha attivato, diciamo, se vogliamo, Xi Jinping, molto più dei leader precedenti, che invece li attivavano a seconda di quello che accadeva. C'era un problema col Giappone, bruciavano 2 macchine di marca giapponese, facevano qualcosa contro l'ambasciata giapponese, ma poi finiva lì. Anzi, era lo stesso partito a chiedere di moderare a quel punto di termini. Il problema è che secondo la percezione pubblica internazionale la Cina sta appoggiando la Russia di fatto. Cioè, quello che poi emerge è questo. E questo, tra l'altro, visto che stiamo andando in una direzione un po' preoccupante per quanto riguarda una russofobia strisciante, abbiamo visto ieri la proibizione di Dostoevsky, poi sono tornati indietro, però insomma, leggevo, non si chiamerà poi più Moscow Mule, ma si chiamerà Moscow Kiev. Sì. Queste sono cose allucinanti che credo che solo in Italia, ma non so. Ecco, io credo che però c'è poi il problema delle persone che stanno qua. Ad esempio, molti cinesi mi segnalavano già tutta una serie di... vi ricordate già quando ci fu il Covid, ci fu una fortissima sinofobia? Sì. Il rischio poi è quello. Sembra quasi che la dirigenza cinese non si renda conto che c'è un altro mondo che poi ragiona con proprie logiche, che forse... A volte mi pare che la Cina ci chieda giustamente quella che è una sorta di empatia con la Cina, no? Cioè, ci chiedono i cinesi, cercate di capire cosa vi stiamo dicendo. In certi momenti sembra proprio che invece la Cina non sia in ascolto, e questo è un problema, credo che abbia a che vedere col soft power cinese, con una poca dimestichezza probabilmente a inserirsi nei discorsi politici occidentali, e quindi è in un bel casino, insomma. Ecco, chiedo un'ultima cosa al professore, magari chiedendogli anche una certa sintesi, che così magari anche sentiamo domande da parte di chi ci sta ascoltando, sia in presenza che credo anche non. Il ruolo di Xi Jinping oggi, quale può essere, primo? E secondo lei ha la statura per giocare questo ruolo di player internazionale, usando questo termine anglosassone, di paciere o di intermediario in qualche modo per porre fine a questa complicata situazione conflittuale che si è creata? Allora, parto anche un po' da quello che ha detto Pieranni riguardo Xi Jinping. Effettivamente un Zhou Enlai non esiste più e non c'è, e quindi la figura si sente la mancanza non solo in diplomazia, adesso si parla dei lupi guerrieri, per cui figurarsi da Zhou Enlai, che era un raffinato diplomatico, ai lupi guerrieri che stanno facendo più danno che altro, secondo me, e che stanno dando l'immagine di una Cina fin troppo aggressiva, più di quanto in realtà lo sia, quando invece la Cina si muove meglio, come dire, un po' sotto traccia. E quindi penso che la figura di Xi Jinping, cioè lui sta lavorando molto per costruire una figura di livello.
voglio dire, non è che è uno sciocco, è una persona molto preparata, è una persona che ha fatto una carriera seguendo tutte le tappe che dovevano essere fin da giovane, sia per quanto riguarda gli studi, sia per quanto riguarda l'esperienza politica, insomma non c'è nulla da dire, la competenza c'è, tutto quello che volete, però effettivamente sono due stature completamente diverse. Lui si è accreditato fin da subito, sempre ritorno un attimo al confucianesimo, lui è stato un mago della citazione dei classici, cioè si è voluto in qualche modo, cosa che ovviamente non può conoscere con questa profondità e vastità con cui l'ha fatto, ci sono migliaia di citazioni da centinaia di opere con cui lui infarcisce tutti i suoi discorsi. Questa è una cosa tradizionale della Cina, no? Che per dare un po' di più spessore ai propri discorsi ci si butta dentro un verso del classico delle Odi, una citazione di Confucio, questo e quell'altro, eccetera. Lui ha fatto questa cosa perché? Proprio per accreditarsi come una persona, come un dotto, quindi che era esattamente il modello che aveva, come dire, il modello vincente tradizionale, cioè chi governa è una persona di cultura, è una persona elevata, è una persona che si è educata e che è in grado di educare gli altri, quindi è quasi il maestro della situazione e un po' è questo, infatti lui ha un seguito notevole anche non solo per questa cosa della battaglia contro la corruzione, che è stata una delle sue armi più potenti, ma anche per esempio con la gestione del Covid. Alla fine è riuscito a girarsela in un modo tale che è diventato un eroe nazionale, per cui è lo zio Sì, non è proprio, lo si chiama proprio in cinese in modo molto affettuoso. Se dovesse fare un'elezione io penso che sbancherebbe facilmente, non avrebbe nessuna difficoltà. Tenete conto che c'è un indottrinamento ideologico rilevantissimo in Cina, cioè non si sgarra, alla prima dissidenza si spazza via, per cui insomma alla fine è tutto molto coltivato, diciamo, l'orto del consenso, se posso dire così. Quindi Xi Jinping in qualche modo a un certo punto il potere se l'è preso, è andato lì al potere che sembrava una persona quasi di mediazione e passo dopo passo, man mano che si è sentito più sicuro, man mano che si è organizzato meglio, man mano che ha infilato i suoi, adesso a ottobre con il prossimo congresso ne infilerà altri, è diventato sempre più sicuro e assertivo e accentratore, ha accentrato tutte le cariche più importanti, ce le ha in mano lui, non gli sfugge assolutamente nulla e tutti gli uomini più fedeli sono nei posti giusti e attraverso la lotta alla corruzione che è stata, stiamo parlando di migliaia di persone che sono state fatte fuori, non di centinaia, cioè altro che mani pulite, cioè lì proprio 600.000 sono finiti sotto indagine. Ecco, quindi, sotto indagine di questi almeno metà sono stati messi in galera, per cui voglio dire, quindi è una cosa mastodontica, inimmaginabile per noi. E ecco, a un certo punto lui ha pensato che fosse arrivato anche il momento di rompere tutti gli schemi del governo. Con Deng Xiaoping, per correggere gli errori di Mao, gli ultimi anni di Mao che hanno portato alla rivoluzione culturale, si decise che l'uomo solo al comando non poteva più starci. Questo ci porta ad oggi, perché dall'altra parte abbiamo proprio un uomo solo al comando e questo è uno dei rischi che si hanno sempre con l'uomo solo al comando. A un certo punto si dovevano fare 2 mandati, no? Il sistema era 5 anni più 5 anni e diciamo il Politburo, insomma, al top del governo, c'era un avvicendamento ogni 5 anni, una parte di quelli che restava e entravano dei nuovi, 5 anni dopo quelli che erano restati uscivano e entravano nuovi, quindi c'era un ricambio anche della gestione generazionale veramente efficace, che in qualche modo compensava tutti gli squilibri. Adesso lui ha cambiato la Costituzione, ha fatto presto, ha detto basta sta cosa, adesso c'è l'uomo per tutte, e adesso infatti a ottobre andrà al 3° mandato, quindi sarà il presidente di sempre, immagino a vita ormai, e quindi è diventato veramente un despota da questo punto di vista, nel senso che ormai non ha più neanche il problema di dover andare in pensione o di doversi far riconfermare, è lui al potere resterà finché lo decide lui, o a meno che non gli facciano un golpe o qualcosa del genere, cosa che ogni tanto si sussurra che c'è qualche tentativo eccetera, però che non avverrà così facilmente. Quindi la persona è saldamente al comando e saldamente dirige anche gli aspetti spirituali del suo popolo. Lui, se si leggono i discorsi suoi, appunto, perché
ovviamente le pubblicazioni, sta pubblicando tantissimo, perché ovviamente fa un discorso al giorno, sia quando usciva, adesso col Covid non è più uscito, insomma sia in patria, non perde occasione per fare un discorso. Sono tutti discorsi in qualche modo improntati che, come dire, a dare la direzione, e vengono studiati, sono stati imposti, li studiano i funzionari così come li studiano le scuole. Ormai Xi Jinping pensiero è entrato esso stesso nella Costituzione. E quindi, se posso, adesso me la sono tenuta prima questa cartuccia, non l'ho detta, ma all'economia socialista, di mercato, di stampo confuciano, bisogna aggiungere con una come dire, direzione, non so se si può dire, siniana, cioè il simpensiero, no? Come si vede il Mao pensiero. Quindi si è aggiunto un quarto elemento, ed è questa la Cina della nuova era che immagina lui. La Cina nuova era che immagina lui è una Cina che prevede, e qui riporta un altro elemento del confucianesimo, il cosiddetto cosmopolitismo confuciano, cioè tutto quello che sotto il cielo, c'è un'espressione specifica che lo indica, è il mondo civile, ed è questo il nostro mondo. E all'epoca imperiale era legato ai confini dell'impero, al di fuori erano barbari, noi eravamo barbari. I diplomatici, l'ambasciatore del re inglese, quando andò in visita imperiale, non volle fare per 3 volte toccare con la fronte, omaggiare l'imperatore, eccetera. Certo, era barbaro, ma scoppiò una cosa mica da poco, perché, ma vi immaginate l'ambasciatore inglese, che anche lui era convinto di andare dai barbari, che si inchinava per 3 volte, si inginocchiava toccando con la fronte terra davanti a un imperatore che non considerava. Ecco, per cui tutto questo con Xi Jinping ha preso una dimensione completamente nuova, e la dottrina che è stata lanciata all'interno di questa nuova era è proprio quella di creare una comunità dal futuro condiviso, cioè, ed è questa la dottrina che vuol far passare. Attenzione, perché è una dottrina puramente teorica, cioè nel senso che è bellissima da dire, no? Siamo tutti accomunati da uno stesso destino e quindi possiamo marciare insieme attraverso un futuro di armonia e di pace. Oggi questa cosa suona pesante, nel senso che questa dottrina, che è sicuramente di ispirazione confuciana, non ha nulla a che vedere con il confucianesimo, ed è stata smentita proprio. Io sono ancora più radicale di quello che ha detto Pieranni. Secondo me Xi Jinping è in qualche modo, ha una responsabilità, ma non è quella di nazione responsabile che trova la soluzione, ha una responsabilità da aver fatto correre Putin in questa, e qui vengo alla guerra, in questa avventura, perché è chiaro che non poteva non sapere, perché voglio dire, sono 3 mesi prima, appunto il New York Times ce l'ha spiegato, no? 3 mesi prima sono state portate, come dire, tutti gli indicatori che spiegavano ai funzionari cinesi, diplomatici cinesi, e quindi impossibile che non sia arrivato Xi Jinping, quello che sarebbe avvenuto. E quel giorno, quel 4 febbraio, l'inaugurazione dei giochi, quando hanno cementato un accordo che era in chiave proprio antidemocrazia, anti-occidentale, ed era la risposta di quella cosa che Biden provocatoriamente fece, cioè quando convocò le 100 democrazie in funzione anti-cinese, non invitando né la Russia né la Cina, ovviamente. E questa fu la risposta. Quindi, voglio dire, in qualche modo è vero che Biden ha una responsabilità enorme, Trump ne ha di gigantesche, ma anche Biden ha una responsabilità enorme, perché a un certo punto ha formalizzato i 2 blocchi. E avendoli formalizzati questi 2 blocchi, ha dato in qualche modo il via al fatto che il 4 febbraio i 2 abbiano formalizzato questo nuovo blocco, che già era ovviamente in essere, ma che in quel momento, cioè amici illimitati, senza limiti, in qualsiasi campo, cooperazione senza limiti in qualsiasi campo, anche militare, anche se non è avvenuto, è forse difficile immaginare che avvenga, però Putin ci ha insegnato che bisogna essere cauti anche nel dire che non avverrà qualcosa, perché alla fine mi sembra che
tutta questa operazione sia stata orchestrata molto bene nei mesi, forse può essere che in quell'accordo con Xi Jinping non sia stato detto tutti quelli che erano gli obiettivi. Su questo penso che sia andata così, e infatti penso che Xi Jinping si sia arrabbiato non poco quando ha capito che non era una cosa come gli era stata spiegata di 48 ore, 3 giorni, non era un blitz, e se magari pensava di esserlo non c'era riuscito per niente, ma ha capito che le ambizioni dell'uomo erano e sono, e temo saranno, ben più pesanti che prendersi il Donbass o legare la cerniera alla Moldavia per prendersi tutto l'accesso al mare. Per cui forse non sa nemmeno lui fin dove andare, infatti è titubante. Tenete conto che in questo momento in Cina i social sono scatenati, sono tutti pro Putin, che fanno il tifo per Putin, anche in modo a volte molto grezzo, se posso dire, non lo voglio riportare, e quindi mentre tutte le manifestazioni che vanno verso la direzione di una ricerca della pace sono in qualche modo represse. Abbiamo pubblicato proprio su Inchiesta, che è un giornale che forse la FIOM segue, noi abbiamo pubblicato proprio l'altro giorno una lettera scritta da 5 professori universitari cinesi di 5 università diverse, autorevoli, hanno scritto una lettera il 26 di febbraio, in cui appunto dicevano fermate questa cosa pazzesca che sta succedendo. Era proprio un manifesto per la pace, diciamo, rivolto proprio alle autorità, e chiedendo quindi proprio formalmente un intervento dall'alto per chiudere questa cosa. 2 ore e 40 minuti dopo è stato come dire oscurato, se ne è persa traccia, ma per fortuna oggi non c'è nulla che non che riesca a sfuggire, basta che stia sulla rete per 3 minuti. Abbiamo ci sono screenshot facile con la Cina. Non scappa più nulla. Ecco, e abbiamo tutta un'altra serie di manifestazioni quotidiane di questa repressione, di questa censura che viene fatta. Quindi il fatto stesso che ci sia questa, ecco, per esempio leggevo che una delle motivazioni che viene data per questa repressione di chi sostiene, che dice anche solo blandamente, ma forse si potrebbe andare a trovare una soluzione, viva la pace, a morte la guerra, non so, cose di questo tipo, ma banali, senza neanche focalizzarsi su Putin in modo particolare, cioè come dichiarazioni di principio, vengono in qualche modo cassate perché non sono in linea con la politica del Partito Comunista Cinese, il che dimostra che se le altre invece ci sono, vengono lasciate correre, quella è la linea del Partito Comunista Cinese. Quindi in qualche modo, per riflesso, mi viene da dire che è una delle tante prove che si potrebbero portare che Xi Jinping in questo momento lascia correre, è in difficoltà, sono d'accordo con Pieranni, ci sono tanti elementi che gli creano difficoltà, ma ci sono anche tanti elementi che gli sono di vantaggio. Perché vedere un Occidente in difficoltà è un grandissimo vantaggio per la Cina in questo momento. Vedere un'Europa che annaspa e che pagherà il prezzo di questa cosa con milioni di rifugiati, con l'aumento cioè la Cina è sempre stata capace in tutti questi anni, Covid incluso, a inserirsi in tutti gli spazi vuoti che ha trovato con un'abilità incredibile. Cioè sembra come l'acqua che copre ogni buco, ogni fessura che trova man mano che si espande. E quindi io penso che alla fine la loro capacità sarà quella di rivoltare in qualche modo a proprio vantaggio questa situazione. Interverranno, non interverranno, non lo so. Probabilmente io penso che loro aspettino il momento giusto per fare questa operazione. Hanno perso l'opportunità perché l'avevano, quando sono stati chiamati, quello era il momento. Non ho capito perché sembrava che effettivamente anche la diplomazia si stesse schierando verso questa direzione, ma a un certo punto sono stati fatti 2 passi indietro, e questo è un peccato. Io penso che la responsabilità di giocare queste astuzie diplomatiche, questi calcoli opportunistici in un momento in cui c'è una devastazione di questo tipo, con rischi anche di ampliamento del conflitto eccetera, sia estremamente grave, non sia assolutamente da persona, da presidente di una nazione responsabile, e soprattutto non è confuciana. E quindi se il confucianesimo appunto
se questa dottrina del futuro condiviso per un'armonia e una pace ha un senso, ce l'ha solo se si interviene attivamente, quando si ha la possibilità. Io non credo a quello che leggo nei giornali, che l'Europa è l'unica che può fermare Putin. Secondo me la Cina è l'unica che può fermare Putin. Il potere che ha la Cina, che è enorme, e sovrasta Putin in questo momento, essendo amici senza limiti, solo Xi Jinping può prendere Putin per un orecchio e dirgli adesso basta perché stai facendo troppo danno, è arrivato il momento di finire. Però non lo sta facendo. Io credo quindi che la irresponsabilità e non la responsabilità sia la cifra di questo momento. Grazie professore, grazie Simone anche. Siamo andati oltre il tempo che ci siamo dati, ma io lo davo un po' per scontato, visto che stiamo parlando del tema più importante del momento, ma naturalmente non solo di questi giorni. Se appunto Enrico è d'accordo, io lascerei spazio per 2 domande finali, magari anche in maniera sintetica, se può essere data una risposta sintetica magari a chi è qui in sala e eventualmente a chi ci ha lasciato i suoi messaggi tramite il web, tramite l'online, magari appunto chiedendo se si può al limite del possibile dare una risposta sintetica. Ecco, se qualcuno degli amici presenti in sala magari vuole chiedere un'informazione o una cosa ai nostri 2 ospiti. Se la domanda è su Taiwan, la risposta è no. Questa ce la siamo Lasciamo perdere Taiwan, okay, perché altrimenti ci vuole un'altra. La risposta è no. Un'altra Guarda, ora, è brevissima, ecco. sintetica, immediata, facile. Ecco. Intanto voglio complimentarmi con i relatori che sono stati bravissimi, hanno esposto le questioni centrali che ci sono illuminando sulla Cina attuale, che ci sono, naturalmente sono immensi, sono stati trattati alcuni. E a proposito proprio dell'ultimo accenno su Taiwan, ecco, io devo dire che sono stato recentemente a una conferenza di Adriano Madaro, forse voi lo conoscete, che è un nostro concittadino, che, allora dico 2 parole, un po' per campanilismo, è stato più di 300 volte in Cina, ha scritto decine di libri sulle Cina, di cui l'ultimo presentato alcuni mesi fa, Capire la Cina, 500 pagine, sì. Era un po' la risposta a Rampini che diceva che ha scritto un libro Paura della Cina, qualcosa del genere. E lui lì ha raccontato la storia di Taiwan, come è nata, il rapporto con l'America, insomma, presentando, diciamo, una versione che è ben diversa da quella che corre nell'Occidente, insomma, no? Su Taiwan, su che cosa rappresenta e sulla, diciamo, tra virgolette, legittimità della posizione cinese di riappropriazione, sempre tra virgolette, di quest'isola. Ma io volevo adesso, che ci sarà secondo me, solo con tempi lunghi, ma si voleva dire un'altra cosa, che c'è una riflessione che mi è venuta sulla relazione, più che tra la Russia e la Cina, tra i 2 autocrati, Putin e Xi Jinping. Questa, ecco, c'è un legame fra i 2. No? Sono 2 autocrati, tengono tutti e 2 i loro paesi immensi, più la Cina ovviamente. E la relazione è che tutti e 2 i paesi non sono democrazie. No? Però, ciononostante, diciamo, in paesi così nascono dei personaggi anche visionari che possono anche fare dei danni, che nella democrazia, nei paesi democratici, non possono venire fuori se non limitatamente, proprio perché la democrazia ha questi sistemi di correzione che, appunto, per evitare il rischio che un grande personaggio possa fare dei danni, ci sono stati in passato, non neanche citarli, insomma, no? Ha dei meccanismi politici che ne permettono la compressione e l'eliminazione. Faccio solo un esempio.
non italiano, perché sulle questioni italiane poi ci sarebbero molte polemiche, verrebbero fuori, ma una grande leader, no? È stata Merkel? non la Merkel, no, il primo ministro inglese. Thatcher. La Thatcher, ecco, Maggie Thatcher, no? Una grande leader, fortissima, direi quasi autocratica, no? Che è stata poi però messa a tacere dal suo stesso partito. Ecco, quindi diciamo questi sono... a mio avviso, Ecco, insomma... in sintesi, cos'è che vuole chiedere ai nostri amici? No, volevo chiedere una A valutazione... Pieranni, esempio, cos'è che vuole chiedergli? Ecco. Pregi, nella comparazione fra i due leader e noi, Sì. pregi e difetti della Pregi e democrazia. difetti, ecco, magari in sintesi, Simone. Pregi e se poi difetti della generalmente- democrazia? No, vabbè. Hai 3 minuti, dai. Di una frase così. No, no, cioè, nel senso, cioè, come si fa? Vabbè, Più insomma, pregi che difetti la democrazia, ecco. no, allora, io ho vissuto a lungo in Cina, sono stato benissimo, veramente mi sentivo benissimo in Cina, ma ovviamente sono comunque un Laowai, sono uno straniero, quindi diciamo, ovviamente non ho sbattuto contro tutti i muri sui quali sbattono moltissime volte i cinesi, e ovviamente però, insomma, su molte cose mi ritenevo fortunato comunque a poter, diciamo, vivere sotto una democrazia pur con tutti i difetti, soprattutto ad esempio per quanto riguarda il sistema giudiziario, che io credo che sia uno dei più grandi buchi neri in questo momento, ad esempio della Cina. Non conosco a sufficienza, diciamo, la Russia, però oggi hanno emanato una legge che praticamente ha condanne pesantissime per chi protesta, ad esempio, contro la guerra. Quindi, insomma, questo io credo che sia un vantaggio. Con tutti i limiti che la democrazia, comunque noi sabato possiamo andare in piazza e dire che la guerra non ci piace. Poi c'è anche molta ipocrisia nella democrazia, se posso fare veramente un minuto al di là della... Io, ad esempio, non ritengo che inviare armi sia la soluzione. Prima di tutto perché non lo è, secondo me, in generale. Se si è per la pace, non lo si è solo nel momento in cui c'è un'aggressione, lo sia anche nel momento in cui bisogna trovare una soluzione che non sia mettersi a sparare contro chi sta sparando. So che può apparire un discorso ideale, ma le soluzioni diplomatiche c'erano anche prima che si arrivasse al conflitto, alla guerra, nel senso che Scholz, quando è andato a incontrare Zelensky, ha alzato una palla che bastava schiacciare, nel senso, nel momento in cui dice l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è nell'agenda, il Nord Stream 2 non si tocca, sta dicendo a Zelensky: stai un attimo tranquillo, trova un modo per garantire un'autonomia al Donbass, che Zelensky aveva detto che la Costituzione ucraina lo consentiva. Non c'è stata la volontà, probabilmente, diciamo, di andare in questo ritmo. Può essere anche che, anche se ci fosse stata quella volontà, Putin comunque non avrebbe avuto magari nessun intento, diciamo, di in realtà arrivare a una soluzione, perché a quanto pare vuole l'Ucraina, almeno stando a quello che dice Macron. E attenzione però, perché è vero che la denazificazione dell'Ucraina è un'iperbole voluta da Putin, non è che tutti gli ucraini sono nazisti. Io però ho seguito molto da vicino quanto è successo nel 2014, da Maidan alla guerra nel Donbass, e non si può neanche dire che allora a quel punto anche l'Italia, dato che c'ha Casa Pound, potrebbe essere considerata nazista. Sono due cose che non stanno né in cielo né in terra, nel senso che i gruppi neonazisti ucraini come il battaglione Azov, Pravi Sector e altri sono nell'esercito, quindi noi li stiamo armando anche loro, e questo dovrebbe farci un attimo ragionare. In secondo luogo, se vogliamo, un'altra ipocrisia, ma questo ovviamente non toglie niente al fatto che non ci sono giustificazioni con quello che sta facendo Putin, però ovviamente viviamo anche in uno stato di frenesia tale che basta dire un però e diventi immediatamente filo a Putin, che ovviamente non esiste. C'è la questione dei profughi, in realtà è una pagina vergognosa da parte dell'Unione Europea. Cioè stiamo facendo una distinzione tra profughi di serie A e di serie B, credendo che i neri che vivono in Ucraina, in realtà siamo andati dall'Africa per andare in Ucraina in una situazione di guerra per venire in Europa, una follia totale. E abbiamo già dimenticato, quindi, in qualche modo, ad esempio, io non sono d'accordo con quello che dici sulla questione dell'Europa, perché invece Putin è riuscito nell'intento di unire ancora di più, secondo me, l'Europa, e questo sarà un problema anche per la Cina, che invece puntava molto, no, alla disgregazione, alla rottura,
a tutta una serie di divisioni che erano molto presenti ancora prima che la situazione tracimasse. Vi ricordate che la Germania e l'Italia non volevano le sanzioni energetiche, che altri non volevano che uscisse dallo SWIFT sui profughi? Abbiamo fatto di nuovo un altro cinema, no? Finendo poi per dare la possibilità ai paesi di Visegrad, di cui ci siamo completamente dimenticati tutti i caratteri antidemocratici, di poter scegliere tu sì, tu no. Ecco, allora vediamo che ci sono tutta una serie di ipocrisie anche all'interno delle democrazie, soprattutto quando si tratta di relazioni internazionali. Questo però non toglie che poi noi appunto abbiamo la possibilità di dirle queste cose, quindi insomma questo rimane comunque una cosa importante e direi che è inviolabile, almeno dal mio punto di vista. Volevo solo fare queste precisazioni perché è chiaro che di fronte a un conflitto, cosa dobbiamo dire? Putin è un criminale, è una cosa che tra l'altro può avere delle ricadute. Ricordiamoci che in Europa ci sono delle zone che stanno insieme con lo Scotch. Andatevi a vedere cosa scrivono in questi giorni i giornali serbi. Fossi un bosniaco io comincerei a preoccuparmi un po', nel senso che rischia di aprire un vaso di Pandora, al di là delle questioni nucleari, delle questioni dei paesi della NATO, che rischia di darci un futuro di un'Europa di nuovo in grande tumulto, pericolosissima questa cosa, ingiustificabile. Se però la risposta europea è una risposta comunque sempre, diciamo, no, di questo tipo, molto emotiva, io sono molto spaventato dal fatto che non ci sia stata una risposta razionale in realtà a quello che sta accadendo, con poi appunto tutta una serie di cose scandalose come questa russofobia strisciante che si sta formando. Cioè, noi chiediamo agli atleti, ai musicisti, agli scrittori russi di abiurare praticamente, ma cosa c'entrano loro? Cioè, voglio dire, no? Ecco, quindi bisogna stare sempre un po' attenti, però credo che abbiamo l'opportunità di manifestare contro la guerra e questo, ad esempio, in Cina e in Russia non si può fare. Io vorrei raccontare un aneddoto, sì, proprio per rispondere a questa domanda. Una marea di studenti vanno in Cina, vanno fuori dalla Cina, soprattutto negli Stati Uniti, adesso magari un po' meno, ma in passato molto di più, per studiare, poi in gran numero tornano in casa e così è cresciuta anche la Cina. Qualche anno fa una studentessa che aveva studiato lì in Cina, nel discorso finale dei suoi studi, quando con le cerimonie all'americana davano il diploma, eccetera, fece un discorso pubblico davanti ai suoi compagni, eccetera, in cui ringraziava la fortuna che aveva avuto di andare, di avere questa esperienza di studio in un paese dove aveva finalmente capito qual era il sapore della libertà. Implicitamente diceva che a casa sua non c'era. Venne travolta dai troll, fu veramente messa alla gogna e dovette ritrattare tutto, chiedere scusa, perché non solo avrebbe avuto problemi lei, ma anche la sua famiglia all'interno della Cina. Questa questione della libertà e della libertà di espressione in particolare, secondo me è una differenza sostanziale. I cinesi non hanno mai avuto la libertà. Il confucianesimo non prevedeva questo statuto e erano abituati ad avere un modello codificato a cui obbedivano, in cui ognuno aveva il suo ruolo. Un'immagine che viene data è quella come una coreografia, ognuno ha un ruolo stabilito, ognuno svolge il suo compito, fa la sua danza sociale, se possiamo dire così, e svolge così il suo compito. Quindi il fatto che in Cina oggi non ci sia la libertà come la intendiamo noi, prova a dire tu Abbas Xi Jinping, chi l'ha detto è sparito o ha pagato un prezzo comunque notevole. Ecco, secondo me, se tu parli con i cinesi, ma io sono libero, posso decidere che lavoro fare. Cioè, non riescono a capire proprio. Non c'è modo di spiegare perché. Perché è qualcosa che non hai assaporato, è qualcosa che non hai provato. Esattamente come se noi dovessimo perdere la libertà. Noi adesso la diamo per scontata. Io posso parlare malissimo anche di Mattarella, di cui ho la massima invece considerazione, o del Papa o di non so chi, che non mi succede nulla, posso essere magari criticato, eccetera, ma posso dire quello che voglio. Noi questo privilegio ce lo siamo dimenticati. Il nostro individualismo, che non ha casa in Cina, perché è, come dire, la collettività che conta, l'individualismo in qualche modo si annulla nella collettività. Da noi invece è esattamente il contrario. In questo paese noi lo vediamo bene quanto l'individualità prevalga poi insomma adesso voglio entrare perché non so come siamo messi con
coi tamponi e i vaccini. Quelli che volevano andare a noi tirare. quindi non oso affrontare questa cosa, però qui abbiamo la facoltà di dire no. Lì, manu militari, il vaccino è stato, ma proprio il virus è stato sparato, al virus hanno sparato, non serviva il vaccino, sparavano proprio col pallotto. Ecco, quindi secondo me questa è la differenza che credo ci sia. Le democrazie sono in crisi, ma secondo me la crisi e vanno in qualche modo rivisitate, ma tutti i sistemi di governo col tempo devono essere rivisitati. Secondo me il problema è che in questa fase storica noi abbiamo un deficit di leadership politica, di qualità della leadership politica, non solo in Italia, ma proprio a livello mondiale, cioè non ci sono più quelle figure che hanno fatto la differenza in certi momenti storici. E quindi secondo me è anche possibile che sia una fase così, cioè quindi bisogna sicuramente fare un tagliando alle democrazie, però io penso che non siano assolutamente al tramonto come si dice, e non credo proprio che questi regimi autarchici alla fine, visto che adesso la Cina propone il suo modello come il modello vincente, è chiaro che appare come vincente, perché si vede il successo che ha avuto dal punto di vista economico, eccetera, però è un modello che a noi, per noi sarebbe difficile, e sarebbe difficile anche solo per una fabbrica nostra avere come modello una fabbrica cinese, sarebbe impossibile. E quindi insomma è un discorso complicato, non si può risolvere così, però ecco, questa mi sembra un po' la... C'è un documentario che si chiama Una fabbrica in Ohio, Sì, non ho so se l'avete visto. Su Netflix. Netflix, Sì, sì, che è un molto ribaltamento interessante. abbastanza clamoroso, no? Dove ci sono i cinesi, no? Che sindacato, gli americani invece sembrano. ti dà la Certo. misura. Sì. Beh, direi insomma che è stata una bellissima conversazione, credo che potremmo andare avanti per altre 2 ore, visto che i temi sono affascinanti, i nostri interlocutori fra l'altro sono i più competenti che ci siano in questo momento nel nostro paese. Quindi ringrazio il professor Scarpari, ringrazio Pierani e naturalmente Enrico Botter, il sindacato che rappresenta. E se vuoi aggiungere qualcosa velocemente, Enrico, magari. Ovviamente mi accodo ai ringraziamenti, perché l'iniziativa che abbiamo pensato era proprio finalizzata a cominciare a ragionare di argomenti probabilmente che percepiamo come molto lontani, ma che in realtà sono molto vicini. Abbiamo notato quelle che sono le dimensioni di opportunità, ma anche le dimensioni appunto di minaccia, diciamo così, di pericolosità, e siamo dentro a tutto uno schema di contraddizioni che in realtà poi magari, come ci è stato spiegato, a volte ci sembrano contraddizioni, ma dipende molto dal punto di vista. E rispetto a questo, e rispetto a quello che sta accadendo poi fra Russia e Ucraina, è corretto e doveroso da parte mia anche ricordare quella che è la posizione della Confederazione, della CGIL e della FIOM, che in qualche modo è proprio una posizione che guarda alla pace, a un pacifismo concreto, che quindi tenta di posizionarsi proprio in un sostegno della pace che deve essere fuori dalle logiche degli armamenti, in buona sostanza. E proprio il tema della libertà, molto caro, ma che a volte crea anche grossi problemi, in qualche modo ci permette domani di andare in piazza. È molto concreta questa cosa, perché poter poi esercitare in termini liberi il proprio dissenso, il proprio malcontento rispetto a una situazione che sta determinando una situazione catastrofica anche per la popolazione civile, è in questo momento fondamentale. Non lo potessimo fare, sarebbe un problema, nel senso che mancherebbe una voce anche della società civile che in qualche modo si prende la scena e esprime il proprio dissenso. L'importante è che poi tutti noi ci sentiamo fuori da una dimensione fin troppo individuale alla quale siamo sempre più abituati, impegnati invece in una costruzione di una dimensione collettiva positiva, non coercitiva o autoritaria. Cioè, l'importante è che le nostre individualità riescano in qualche modo collettivamente poi a ritrovarsi, ad esprimere, nel caso del conflitto a cui stiamo assistendo, una chiara posizione di condanna. Perché al di là di tutti i punti di vista, non possiamo permetterci di non condannare l'invasione di uno Stato sovrano da parte di un'altra nazione. Insomma, era da un bel po' di tempo, fortunatamente, che non accadeva. E in questo la Cina probabilmente
veramente in questo caso sarebbe un'opportunità più che una minaccia. La tragicommedia a cui stiamo assistendo invece è in qualche modo il riaccendersi di un conflitto in Europa, il fronte dell'est che incontra l'ovest e la lontananza opportunistica probabilmente degli Stati Uniti da un lato e probabilmente anche della Cina dall'altro, questa è un po' la mia opinione, rischia in qualche modo di indebolire quelle che invece sono le possibilità positive in termini anche economici di quella che è una dimensione euroasiatica che potrebbe liberare, diciamo così, e forse in questo c'è un elemento di opportunità dietro anche la via della seta, diciamo così, liberare energie economiche, probabilmente anche culturali, inedite, perché poi, e chiudo così, il punto di vista in termini relativi è fondamentale poi per capire in un mondo sempre più complesso e sempre più complicato, per riuscire poi a metterci in una condizione di ascolto, consapevoli che da ogni punto di vista abbiamo delle letture, delle verità, ma che poi dobbiamo mettere insieme e saper far dialogare fra loro. E quindi io credo che sia fondamentale ringraziare il pubblico, anche chi ci segue dalla diretta, ma proprio anche con un appello a partecipare a quella che è, diciamo così, l'esercizio di libertà nel condannare questo atto di violenza, questa guerra che in qualche modo non può che portarci a una posizione di condanna, anche perché io credo che la guerra sia uno dei fatti umani che faccia, e uso un termine, più schifo in assoluto rispetto a quella che è la possibilità e le grandi possibilità positive che invece come comunità possiamo sapere esprimere. Grazie Enrico, grazie ai nostri ospiti. Grazie a tutti. E alla prossima puntata sulla Cina, allora, e dintorni. Certo. Grazie a tutti, Grazie. buona serata a tutti.